Buongiorno a tutti, sono Maverick Guerriero, ho 20 anni, vengo da Fontaniva e ho frequentato l'Istituto Scotton di Bassano del Grappa con indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Durante il mio percorso ho avuto l'occasione di fare stage in un'azienda di Cittadella di nome La Meccanica di Reffo, che produce macchine per mangimi e pellet. Durante il quinto anno di superiori sono venuto a conoscenza del corso ITS meccatronico e ne sono rimasto colpito. Una cosa che caratterizza l'ITS è appunto l'alternanza scuola-lavoro, che è basata su 3 giorni in classe e 2 giorni in azienda. La meccanica, che già appunto mi conoscevano per esperienze passate, mi hanno proposto di fare questo tirocinio in azienda da loro. L'azienda mi ha indirizzato su 2 lavori principali. Allora, il primo è il montaggio, il conoscere le parti principali di ogni macchina e costruire il prodotto finale. Nell'altro invece riguarda la manutenzione interna. E questo cosa vuol dire? Ogni macchinario che ha bisogno di assistenza, il responsabile della manutenzione che io seguo, quando si verifica un problema andiamo a intervenire. Per quanto riguarda la modalità in cui sono stato inserito in azienda, si tratta del contratto di apprendistato. Cosa significa apprendistato? Questo contratto mi permette di frequentare lezioni a scuola, per quanto riguarda i 3 giorni, e nei restanti 2 giorni sono in azienda a seguire il progetto formativo. I giorni liberi in cui non sono impegnato con il corso posso andare regolarmente a lavorare e sono retribuito e questo a mio parere è un grosso vantaggio. Il mio lavoro futuro sarà sicuramente la manutenzione, perché sempre nel mio caso a me piace molto variare il lavoro e essere sempre attivo. Un altro aspetto positivo è sicuramente ti dà quella sicurezza anche per un futuro di far parte di quell'azienda. Consiglio a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole superiori questo corso ITS, perché ti dà soprattutto la possibilità di continuare a studiare e avere un piede nel mondo del lavoro. Vi faccio il mio in bocca al lupo e buon lavoro e buono studio a tutti.